Dopo Palermo, in cui sono già stati occupati più di 20 istituti cittadini su 38, si estende la protesta in tutte le province siciliane contro il decreto del ministro Carrozza e la politica dei tagli al diritto allo studio del governo Letta. Anche ad Agrigento la protesta, iniziata ieri pomeriggio al liceo classico Empedocle, si è estesa stamane al liceo Politi. Ora il nostro obiettivo principale è quello di combattere la demolizione della scuola pubblica. Noi infatti stiamo vedendo che con il cambio di ministro, quindi col ministro Carrozza, non è cambiata la politica che era stata avviata già dalla Gelmini. È da dire che dal 2008 ad oggi sono stati tolti alla scuola pubblica ben 10 miliardi di euro. Ora di fatto i soldi che vengono dati alla scuola pubblica sono pochi e che quindi non sono abbastanza da migliorare la qualità della nostra scuola. Gli studenti del Politi hanno aderito in massa all'assemblea? Assolutamente sì, perché comunque abbiamo fatto un'assemblea di istituto dove abbiamo evidenziato tutti i punti che appunto vi erano nel decreto ministeriale CDM 99/2013 del ministro Carrozza e quindi abbiamo avanzato delle controproposte. Democraticamente appunto si è scelto di attuare anche nel nostro liceo questo tipo di protesta. Da ieri pomeriggio gli studenti del liceo classico sono all'assemblea permanente. Sì, da ieri pomeriggio noi abbiamo deciso di appunto creare questa assemblea permanente che è partita il giorno 25 novembre e proseguirà fin quando non otterremo qualcosa di concreto. Noi siamo tra le prime scuole, ma per problemi tecnici, in quanto probabilmente le altre scuole occuperanno tutte insieme in un giorno stabilito prossimamente. Facciamo parte quindi di questa associazione di studenti che si chiama Area 51, che ha sede a Canicattì, Agrigento. Per quanto riguarda i motivi sono diversi. Questo decreto del ministro Carrozza, che è una sorta di elemosina a quella che è l'istruzione, infatti dal 2008 ad oggi sono stati tagliati 10 miliardi e che senso ha dare alla scuola soltanto 400 milioni per risanare tutti quelli che sono i problemi, tra l'altro 400 milioni stanziati per numerosissimi punti che non possono essere di certo ricoperti con questa cifra. Oltre al classico, quali altri istituti hanno iniziato questa assemblea permanente? A questa protesta oltre noi hanno aderito altri istituti come per esempio il Geometra di Sciacca, anche il Politi che inizierà oggi e poi un istituto appunto di Canicattì, ma comunque noi ci siamo informati, ci siamo visti con gli altri istituti agrigentini e questa protesta continuerà e a ruota continua partiranno le altre scuole della provincia di Agrigento come per esempio il Majorana, il Leonardo e così via. Siete in contatto con istituti delle altre province della regione? Sì, siamo sempre in contatto tramite anche gruppi su Facebook, ma anche diverse riunioni a cui noi partecipiamo sempre con costanza.